Ecco, quest'anno è veramente un anno particolare perché abbiamo avuto una vendemmia senza pioggia e quindi ideale per quanto riguarda le lavorazioni e soprattutto per la sanità delle uve che abbiamo raccolto. Quindi siamo veramente contenti, adesso ci accingiamo a finire questa vendemmia eccezionale, le quantità sono nella norma, noi le controlliamo facendo dei diradamenti opportuni sulle varietà che tendono a produrre di più e la qualità dalle analisi delle uve sembra ottima e anche dalla vinificazione dei primi vini. Per quanto riguarda le uve di Ramandolo siamo stati fortunati perché sempre il tempo ci ha dato la possibilità di fare due turni, diciamo, di appassimento delle uve, quindi abbiamo raccolto una prima parte 20 giorni fa, ai primi di settembre, e adesso stiamo raccogliendo le uve più belle sulle colline per appunto fare un altro ciclo di appassimento e quindi per poter concentrare tutti gli zuccheri e tutti gli aromi che quest'anno si presentano in quantità considerevole e quindi poterli poi trasferire al vino durante la vinificazione. Bramandolo è un vino prodotto in un cru, è l'unico vino friulano che prende il nome appunto dal paesino qui alle mie spalle, è prodotto annualmente in circa 250-300 mila bottiglie, quindi non può affrontare dei mercati molto grandi, è un vino che piace soprattutto a un pubblico giovane, un vino che si può abbinare veramente a tanti piatti, non solo a dei dolci ma anche a piatti salati, il prosciutto di San Daniele piuttosto che il formaggio Montasio, sono appunto dei piatti che si sposano benissimo. E per aziende piccole come le nostre, noi abbiamo puntato fin dall'inizio, diciamo, fin dagli anni 90 alla vendita diretta in loco e soprattutto per zone appunto belle dal punto di vista paesaggistico e dell'offerta turistica come le nostre. eh, io penso che un canale che dovrà essere sviluppato ancora di più in futuro è quello appunto di portare la gente, il consumatore sul territorio e fargli conoscere veramente le nostre colline e le qualità di questo vino che è intimamente legato al territorio d'origine. Ecco, io penso che soprattutto gli agricoltori, gli imprenditori di questo settore dovrebbero trovare eh, delle sinergie tra di loro perché abbiamo un potenziale notevole sia dal punto di vista dei vitigni autoctoni, quindi dei vini veramente particolari che produciamo solo noi, e sia dal punto di vista appunto ambientale e paesaggistico. Quindi io inviterei anche i miei colleghi a trovare veramente dei punti di incontro sulla promozione sì del vino della loro azienda ma dell'intero territorio e quindi anche coinvolgendo ristorazione, agenzie di promozione turistica. Io penso che il Friuli, anche per le produzioni non molto consistenti che fa, possa veramente diventare la bandiera del vino e del territorio d'eccellenza.